Buon pomeriggio a tutti, benvenute e benvenuti a Educhiamoci, Giornate per l'Educazione, il Festival dell'Educazione organizzato dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IM Servizi. Ringraziamo subito tutte le istituzioni che hanno patrocinato questo evento, che sono la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, RAI Veneto, le Università di Verona, Parma e Milano Bicocca, l'Ordine degli Psicologi del Veneto, l'ULSS 2 Marca Trevigiana e la Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2. Un sentito ringraziamento va inoltre alle tante associazioni e realtà di questo territorio che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e naturalmente a tutti i media partner che ci hanno aiutato a promuoverla in tutta Italia. Siamo ancora una volta in diretta dalla scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto. Stiamo trasmettendo in diretta web dalle pagine Facebook di Educhiamoci e dalla pagina YouTube del Comune di Vittorio Veneto. E quindi salutiamo ancora una volta il pubblico che ci sta seguendo da tutta Italia e che invitiamo sempre a condividere le nostre dirette sui propri canali e profili. Ringraziando tutte queste persone che stanno dando grande risalto e risonanza al nostro festival per il loro supporto. Avrete certamente potuto vedere sul materiale promozionale e sul nostro sito dedicato www.educhiamocivittorioveneto.it che gli incontri sono tutti gratuiti, sono molti, sono rivolti ai professionisti del settore dell'educazione e non solo naturalmente, ma anche alle famiglie e persino ai bambini e ai ragazzi per i quali abbiamo studiato delle apposite rubriche. Prima di dare l'avvio a questo incontro di oggi, passo subito la parola al sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto. Benvenuto sindaco. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sono qua in queste battute finali di questa seconda edizione dell'Educhiamoci, che con grande soddisfazione vedo che si è ripetuto qua nella nostra città. Mi associo ai ringraziamenti appena fatti a tutte le componenti che sono intervenute per la buona riuscita anche di questa seconda edizione. Vedo che, come tutte le cose serie, si sta facendo a questo punto un po' di debriefing, e è una cosa importante da fare per valutare cosa è andato e cosa è ancora migliorabile, anche perché questo è prodromico a un futuro. Io mi auguro che ancora a Vittorio Veneto si possa continuare con questo format negli anni a venire e che le risultanze di questo lavoro possano essere colte da chi governa un po' il mondo delle scuole, il mondo dell'educazione, per migliorare continuamente quello che è l'offerta formativa. Vi ringrazio ancora a tutti e arrivederci a Vittorio Veneto. Grazie mille al sindaco di Vittorio Veneto, grazie per il suo intervento e per l'augurio. L'incontro di oggi si intitola Facciamo il punto. È una tavola rotonda che coinvolge dirigenti, politici, amministratori. Il motivo di questo incontro è il seguente: le giornate dell'educazione non sono e non vogliono essere un evento fine a se stesso. Sono al contrario un'occasione autentica di promozione culturale, un'opportunità per riflettere, un momento di condivisione, di riflessione e soprattutto di comprensione delle necessità di bambini, ragazzi, famiglie, educatori, cittadinanza tutta e società. Quindi questo appuntamento di oggi è appunto un tavolo di confronto in cui i rappresentanti dell'amministrazione pubblica, i referenti dell'istituzione scolastica, le personalità politiche potranno ipotizzare prospettive e sviluppi applicativi di tutto quanto abbiamo appreso e compreso e apprezzato nelle numerose occasioni di confronto dei giorni precedenti. Per questo motivo sono qui con noi Sonia Brescacin, Presidente della Commissione Sanità e Sociale della Regione del Veneto, benvenuta. Laura Donà, Coordinatore dei dirigenti tecnici dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, che è presente in videocollegamento. Benvenuta Laura Donà. Buon pomeriggio e grazie per l'invito. Grazie a lei per la presenza. Antonella Caldart, assessore alle politiche scolastiche, alla famiglia, alle pari opportunità e ai servizi sociali del Comune di Vittorio Veneto. Buonasera. La dottoressa Donatella Di Paolo, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto I. Benvenuta.
il dottor Pier Gianni Lucchetta, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II Zanzotto, sempre di Vittorio Veneto, benvenuto. Ecco, informiamo inoltre che abbiamo contattato e invitato a questo tavolo anche i due neoparlamentari del nostro territorio, l'onorevole Luca De Carlo, senatore e sindaco di Calalzo di Cadore, e l'onorevole Gianangelo Boff, deputato e sindaco del Comune di Tarso. Come abbiamo visto, questi sono giorni di lavoro in Parlamento per l'insediamento e quindi entrambi si trovano a Roma, sono molto occupati, ma proveranno a collegarsi e in ogni caso ci hanno già comunicato la loro assoluta disponibilità a mettersi in ascolto di quanto emergerà da questo tavolo e a portare le nostre istanze nelle loro sedi di lavoro affinché vengano considerate anche in questi ambienti molto importanti. Comunico che anche il Presidente Zaia è stato invitato a dare un apporto a questo tavolo, è impossibilitato a farlo, ma ha inviato una nota di plauso per l'iniziativa del nostro Festival Educhiamoci e un augurio di buon lavoro. La lettera che ci ha inviato il Presidente Zaia sarà letta domani in questa sede e quindi lo ringraziamo. Bene, il nostro incontro quindi può entrare nel vivo perché, come tutti sapete, il titolo di questa seconda edizione è stato Che gioia, un titolo che abbiamo scelto perché ci stava a cuore l'intenzione di comprendere che cosa la gioia sia, perché sia tanto importante trovarla o ritrovarla nella nostra vita e anche però quali ripercussioni l'assenza di gioia comporti nell'individuo dalla nascita lungo tutto il corso dell'esistenza e in particolare in età evolutiva. Abbiamo visto negli incontri con gli esperti dei giorni precedenti che l'incapacità di prodursi la gioia da se stessi può spingere molti giovani e giovanissimi alla ricerca di compensazioni esterne, cattive abitudini, perfino dipendenze e altri comportamenti a rischio, se non addirittura a forme di ritiro sociale importanti. La comunità adulta, i servizi e le istituzioni si interrogano costantemente su come far fronte a questi problemi, ai problemi che derivano da questa ricerca effimera e pericolosa e anche da questi vissuti di estraniamento dalle relazioni e dalla gioia e quindi spesso la comunità adulta si interroga su come correre ai ripari, come curare, come risolvere questi problemi. Oltre a chiederci però come fare per prevenire sui problemi e correggerli a posteriori, nasce anche un interrogativo su cosa si possa fare per recuperare uno stato di gioia che impedisca a monte di adottare condotte dannose per la salute e quindi un ragionamento in termini preventivi. La domanda generale che ci facciamo è dunque la seguente: cosa possiamo e dobbiamo fare in termini di prevenzione dei comportamenti a rischio e soprattutto di promozione dei fattori protettivi che consentano ai nostri figli di vivere una vita piena e realizzata? Questo è il grande interrogativo. Come dicevamo, durante il festival illustri personalità dell'educazione, della psicologia, della scienza, della medicina e molto altro hanno esplorato il tema della gioia sotto molti punti di vista. Dopo tanto arricchimento, dopo tanto apprendimento, ai nostri ospiti di oggi va il compito di provare a declinare il tema della gioia in scelte politiche e orientamenti per il futuro. Ed ecco quindi il senso di questa tavola rotonda e del titolo dell'incontro Facciamo il punto. La parola per prima all'assessore Caldart, alla quale rivolgiamo appunto questa riflessione e questa prima domanda. Realizzare un festival può sembrare talvolta una bella vetrina, si fanno intervenire degli esperti di chiara fama, spesso delle persone di grandi capacità oratorie che affascinano il pubblico, ricevono i nostri applausi. Sappiamo però che l'intenzione di questo Festival Educhiamoci è fare ben altro, ovvero di fare cultura, di aumentare la consapevolezza di tutti noi educatori, insegnanti e genitori, di smuovere possibilmente le nostre coscienze, magari anche metterci un po' scomodi e possibilmente spingerci a un cambiamento in meglio, in modo che possiamo diventare sempre più competenti e capaci con i nostri figli ed alunni. Tutto questo però, Assessore Caldart, cosa significa nel concreto? Cioè cosa dovrebbe cambiare nella nostra comunità dopo questo festival e qual è il ruolo oggi della politica per avviare un reale cambiamento? Bene, grazie della domanda. È giusto dire che questo festival è veramente stato ed è una bellissima vetrina.
E lo dico perché tantissime sono le attestazioni di soddisfazione, di apprezzamento degli eventi che abbiamo messo in campo. Eventi, lo voglio specificare, che rimangono contributi, che rimangono comunque sempre a disposizione di chiunque ne voglia approfittare in qualsiasi momento, in questa che noi chiamiamo una cassetta degli attrezzi, dove ogni cassettino può essere aperto in base alle necessità, alle tematiche che ci interessano come educatori. Questo è molto importante perché noi quest'anno, anche sulla scorta di quello che è successo l'anno scorso, abbiamo voluto dare un taglio scientifico divulgativo agli incontri, nel senso che queste indicazioni molto pratiche, che sono il primo risultato importante del festival, sono indicazioni che hanno sempre un presupposto scientifico, che hanno dati scientifici. Quindi il livello, diciamo, delle risposte che noi abbiamo avuto e delle indicazioni che noi abbiamo ora a disposizione, dateci dai molti esperti che, come ha detto Marco, appartengono a categorie completamente diverse. Non abbiamo solo il neuropsichiatra infantile, abbiamo avuto anche il musicista, abbiamo avuto l'artista, abbiamo avuto il giornalista, abbiamo avuto lo psicologo, l'educatore, l'insegnante, eccetera. Ecco, le risposte che abbiamo avuto sono risposte che noi, primo risultato, come educatori, possiamo immediatamente usare, ma usare sapendo che dietro ci sta un pensiero, ci sta la scienza. Quindi risposte che possono essere, che sono garantite a essere efficaci, e questo è senza dubbio un primo merito, direi, un primo risultato molto concreto e immediatamente spendibile. Noi abbiamo l'obiettivo non solo di saper fare l'educatore, ma di saper essere educatore. Quindi ciò che abbiamo appreso per saper essere educatore sono proprio strumenti e esempi anche molto concreti di attività e di modalità molto pratiche. E ciò che ci ha colpito è che questi suggerimenti pratici sono stati proposti e riproposti come una specie di mantra da un po' tutti gli esperti che ci hanno accompagnati, che, come dicevo prima, erano e provengono da ambienti completamente diversi. Allora, mi sono presa alcune note su quelle che sono i primi fattori protettivi e quindi le prime indicazioni molto pratiche che noi possiamo mettere in pratica. È difficile riassumere, quindi chiedo perdono a chi ha partecipato se tralascio qualcosa, ma insomma sono le principali linee guida. Mettere il ragazzo al centro, lo cito perché è il primo intervento di Niccolò Govoni, esatto, e ci ha molto colpito, no? Partire proprio da prendere il ragazzo e metterlo al centro della nostra attenzione. Per far cosa? Per ristabilire relazioni vere. Mendolicchio parla addirittura di nutrirsi di relazioni, un'altra indicazione molto concreta. Essere in questa relazione concreti nelle nostre azioni, nei nostri atteggiamenti, cioè non distinguere tra la parola e l'opera, ci ha detto un ragazzino, no? Parlateci e siate coerenti con ciò che dite nei vostri comportamenti. Un'indicazione molto pratica, forse anche scontata, che però non sempre, se guardiamo anche come ci comportiamo normalmente, penso all'uso del cellulare, continuiamo a dire ai ragazzini anche in classe di non usarlo e magari siamo i primi ad accenderlo. Ecco, quindi anche comportamenti molto, molto pratici. L'educatore come mentore, questa è una parola che è stata ripetuta da molti dei nostri esperti, quindi educatore come colui che educa alla responsabilità, dando però, attenzione, delle regole ben chiare. Su questo Gherardo Colombo è stato molto chiaro. Le regole sono da trasmettere, per così dire, ai ragazzini, spiegando il perché esistano, quindi non dare delle regole che vietano determinati comportamenti, ma regole che diventano la struttura del nostro agire, perché la finalità ultima nostra è quella di creare una comunità. La comunità, il senso di comunità
è il tema, infatti noi abbiamo sempre parlato di comunità educante, quindi è uno dei temi che abbiamo approfondito maggiormente. Una comunità, quindi dicevo, dotata di regole che vengano spiegate, che diventino proprio delle istruzioni per l'uso alla nostra vita in comunità, creando, altro tema fortissimo, il senso di appartenenza, dentro a cui ognuno di noi deve rimanere libero. Sono concetti che sono stati ben approfonditi, cioè appartenere ad una comunità, quindi passare, quante volte ci siamo sentiti dire, dall'io al noi, però rimanendo liberi. Mi ha colpito l'intervento odierno del neopresidente della Camera dei Deputati, Fontana, che ha proprio sottolineato questo concetto della differenza, della valorizzazione della differenza nell'unità. Ecco, questo concetto di valorizzare le differenze nella nostra scuola, nella nostra società, nella nostra famiglia, mantenendo l'unità della comunità, che sia la comunità scuola, la comunità educante o quello che è un concetto che ancora una volta ci è stato ripetuto. Quindi ci fa anche ben sperare che il nuovo governo, il nuovo Parlamento e poi il nuovo governo lavoreranno in questa direzione. Tutto ciò quindi può rimanere in piedi e deve rimanere in piedi su che presupposto? È ancora Gherardo Colombo a dircelo. Su un presupposto della nostra Costituzione, dove è prevista la solidarietà, cioè l'inclusione di ciò e di chi è diverso, pensa diversamente. Ancora una volta quindi il concetto è quello di essere un'unica comunità, valorizzando tutte le diversità, nello stesso tempo includendo chi è in qualche modo diverso. Ci sono tante diversità che abbiamo analizzato, da quelle legate alla malattia, insomma, alle capacità, eccetera. In questo modo, e questo è il sunto, l'educazione torna ad essere un processo inclusivo e noi arriveremo a valorizzare quella che è stata definita, quello che è stato definito il cervello sociale. Ecco, quindi questo è il primo obiettivo, dare a tutti noi educatori degli strumenti pratici con delle indicazioni specifiche, con basi scientifiche, da usare immediatamente. C'è poi un secondo livello, diciamo un po' più complesso, nel senso che è un risultato a lungo termine, per il quale noi abbiamo l'ambizione di dare il nostro contributo di pensiero. E si tratta appunto di poter in qualche modo contribuire al cambiamento culturale che riguarda il tema dell'educazione, quindi dare un vero e proprio apporto di pensiero per possibili nuove politiche, per possibili nuove strategie che riguardino e che riguardano soprattutto gli enti che in qualche modo ci stanno sopra, che ci governano, ma con i quali noi cerchiamo di collaborare. Facciamo un esempio. Nella nostra regione, come credo anche nelle altre regioni, noi abbiamo un assessorato alla formazione, abbiamo formazione e istruzione, abbiamo l'assessorato al sociale, alle politiche sociali, che poi è anche unito a quelle come si dice, sanitarie, grazie. Lo stesso succede a livello di Italia, di governo, cioè noi di Parlamento. Noi abbiamo il Ministero all'istruzione, avevamo e speriamo di avere ancora il Ministero alla famiglia, abbiamo il Ministero che si occupa di sanità, però non abbiamo un Ministero all'educazione, così come non abbiamo un assessorato regionale all'educazione. Questo che conseguenza ha? Che in tanti si occupano di educazione, in modo, diciamo, talvolta, cioè ognuno guarda quella parte dell'educazione che la riguarda direttamente, però non c'è una strategia comune, non necessariamente c'è, e soprattutto non c'è, per così dire, quell'interesse a progettare, a lavorare sulla prevenzione ai problemi, cioè ognuno di questi assessori, di questi ministri, si interessano al problema educativo nel momento in cui il problema emerge, ma non c'è dietro un lavoro affidato specificatamente a un ente, a un assessorato, a un ministero che possa pensare e lavorare alla progettazione
di un pensiero che riguarda l'educazione a tutto tondo. Ecco, questo è un vantaggio per certi versi, ma senza dubbio uno svantaggio se pensiamo alle politiche preventive. Okay? Quindi tutti agiscono per risolvere i problemi, ma chi agisce veramente per prevenire? Se è vero il detto che per educare un bambino serve un villaggio, noi qui potremmo dire per educare dei ragazzi serve un paese, serve un sistema paese. Non bastano tutti questi singoli assessorati e singoli ministeri. Quindi il punto, diciamo, forte qui è proprio quello di capire quali proposte concrete sono anche emerse dai nostri colloqui, dai nostri dialoghi, dai nostri pensieri, da proporre a questi enti superiori. Anche qui è molto difficile riassumere, ma ho provato a farlo un po' per sommi capi. Proposte per la scuola. Allora, si riparte sempre da ridare la dignità al ruolo dell'educatore, al ruolo dell'insegnante, ed è stato più volte sottolineata la difficoltà che c'è nella nostra scuola nel rapporto tra genitore e insegnante, laddove il lavoro non viene laddove non si pensa ad un gruppo protettivo nei confronti dello studente, del ragazzino, del bambino, ma molto spesso si sente quasi una discrepanza, una diversità di intenti tra famiglia e scuola, e questo non è certo una base su cui poter lavorare per crescere nella direzione di un'educazione, diciamo, corretta. Quindi se si riuscisse a lavorare su questo concetto proprio del gruppo protettivo, senza dubbio potremmo facilitare il lavoro degli insegnanti e anche sentire i genitori più solidali, no? E il tutto si basa sull'idea della scuola che forma lo studente al centro, l'abbiamo detto tu prima, il docente mentore, che educhi sempre a questa autonomia, che spieghi le regole per vivere nella comunità, che spieghi l'importanza del sapere per essere liberi. Se non si sa, se non si conosce, non si può raggiungere la libertà. Quindi la scuola vista come un luogo dove si vive e si va volentieri, dove si capisce perché si va. Questo è senza dubbio un cambio di paradigma che noi diamo per scontati come adulti, ma che oggi ci rendiamo conto per i ragazzini non essere più così. Chiaro che è un processo lungo, ma per il quale insomma abbiamo avuto parecchi spunti. Per la famiglia si è parlato tantissimo di migliorare e intensificare i servizi per la famiglia. Come sia servizi che riguardino la generatività, abbiamo questo problema della diminuzione delle nascite, bisogna chiedersi perché, quali sono le vere strategie per favorire la generatività nel nostro paese, e poi ovviamente servizi per la genitorialità positiva è stata spiegata, che siano sia servizi proprio alla persona, sia anche servizi come gli asili nido, i centri per la famiglia, che tra l'altro devo dire, e il mio sindaco ben lo sa, con l'ultimo PNRR abbiamo avuto anche come comuni molti fondi per aumentare questo tipo di strutture. Il problema che vogliamo far presente al governo è che a fronte dei fondi per le strutture, di cui noi saremo anche grati, abbiamo poi il problema della gestione, che è onerosa e che è a lungo termine. Quindi quando si fa un pensiero bisogna veramente fare un pensiero complesso, cioè non possiamo ragionare solo per mancano gli asili nido, ti do i soldi per farlo, sì, e poi dobbiamo pensare a come gestirli questi luoghi per i ragazzini. Quindi spazi, ancora una volta, dedicati a stabilire relazioni per le famiglie, tra le famiglie e i bambini, tra i bambini e gli educatori. E poi è emerso l'altro tema, sempre di grande attualità, della tutela della donna, della madre, con particolare attenzione sia ad un accompagnamento ad essere mamma, ad essere educatrice, sia anche al problema che conosciamo molto bene dell'orario flessibile del lavoro. E concludo con le indicazioni che sono state date per la comunità. Ancora una volta abbiamo parlato di servizi di accompagnamento e cura, anche di servizi sanitari. Si è aperto un bel tema sui servizi sanitari per i minori. Ricordo il professor Vicari
che come primario del Bambin Gesù della neuropsichiatria di Roma ci ha evidenziato come i casi di ricovero di ragazzini con malattia mentale vera e propria siano triplicati dopo la pandemia. E lui dice i numeri dei posti letto sono gli stessi di prima. Questi bambini vengono spesso ricoverati in reparti di adulti, con le conseguenze che facilmente possiamo immaginare. Quindi anche qui un intervento strutturale in questo caso importante. E un altro tema che mi ha molto colpita, che ha affrontato il dottor Vicari e che è stato poi ripreso, è quello del rapporto tra medicine diverse, settori diversi della medicina. Per esempio lui parlava proprio del rapporto tra il neuropsichiatra infantile e i pediatri. Cioè è una cosa che viviamo anche noi sulla nostra pelle con i medici di base, no? Durante la pandemia c'è stato questo problema di interfaccia tra i vari specialisti. Ecco, con i bambini diviene ancora più urgente trovare, e ancora una volta non lo possiamo certamente fare noi, ma facciamo presente, solleviamo il tema, trovare il modo di correlare i vari servizi, perché alla fine è proprio metterli insieme, metterli in rete che permette di facilitare e di favorire poi le soluzioni. Abbiamo avuto qui un neuropsichiatra nostro, locale, il dottor De Polo, che ci ha parlato di una tecnica, le 6F, con cui lui affronta la malattia mentale nei bambini, ed è una tecnica che ha dimostrato essere efficace. Ora l'altro tema è questi esperimenti, queste eccellenze così, come posso dire, locali, isolate, in che modo, ci siamo chiesti, possono divenire poi, possono essere passate, mostrate e anche diffuse? Questa è un'altra tematica su cui senza dubbio la politica deve riflettere. Ecco, questi sono i due filoni quindi che noi abbiamo visto. Da un lato azioni molto pratiche per imparare ad essere genitori, dall'altro un'azione a lungo termine sulla quale noi possiamo dare il nostro piccolo contributo di pensiero, e a questo fine vorremmo arrivare alla fine delle giornate, si conclude domani con la dottoressa Poli, a stilare una specie di vademecum, no? Di riassunto di ciò che ci è successo. Grazie mille Antonella Caldart. Nel frattempo abbiamo visto comparire, e chiedo alla regia la conferma che sia ancora collegato, Gianangelo Boff, deputato e sindaco di Tarso. Benvenuto al nostro incontro, grazie per essere in ascolto di questa tavola rotonda. Non so se ci senta e se possa rispondere al saluto, speriamo di sì, altrimenti più tardi, eventualmente, quando abbiamo una connessione migliore. Mi sentite? Sì, la sentiamo, benvenuto. Buonasera, buonasera. Il Comune di Vittorio Veneto, nella persona dell'assessore Caldart e del sindaco Antonio Miato, per avermi invitato questa sera, e ringrazio anche e saluto i relatori presenti, in rappresentanza della Regione il consigliere Sonia Berscacin. È un tema molto importante, è un tema sul quale molte volte non si pone attenzione, e magari è quel tema che, leggendo anche un po' il contenuto, diciamo, del convegno, dei vari interventi, forse è il modo con cui risolvere una parte dei problemi che molto spesso leggiamo sui giornali, quando leggiamo sulle baby gang, su problemi di carattere anche comportamentale da parte dei nostri ragazzi, eccetera. Cioè, è proprio quello che prima citava anche l'assessore, cioè il senso di educazione, il senso di far parte di una comunità, il senso di sentirsi parte di qualcosa. In una società come la nostra, una società molto fluida, molto, dove anche alcuni principi a volte sono dissolti col passare degli anni, i principi, i valori etico-morali, eccetera, molte volte le famiglie fanno fatica anche a trasmetterle alle generazioni, oppure molte volte per motivi lavorativi, per motivi di diversa natura, l'educazione dei figli, che è la base su cui si costruisce una società, molte volte viene delegata a strutture, a parenti, eccetera, e ovviamente
è un segno che viene data poca importanza a questo, e poi in realtà questo è quello che poi genera la maggior parte dei problemi. Quindi trovare un sistema per mettere in rete tutti i soggetti che devono occuparsi dell'educazione e della formazione delle future generazioni sono una costruzione, quello che è fondamentale. Purtroppo dei problemi di connessione, come vedete. L'onorevole Boff è in viaggio, l'avete notato. Sono in rientro da Roma perché oggi abbiamo avuto la fortuna di eleggere il nuovo presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e quindi adesso sono proprio in rientro questa sera. Se mi sentite, altrimenti fatemi un cenno che... Adesso un po' meglio. Ecco, allora, come vi dicevo, cioè, queste iniziative sono importanti proprio per riuscire a dare gli strumenti. Niente, allora cercheremo di riprendere la linea dopo, perché l'avete sentito, la linea va e viene. Nel frattempo continuiamo con la nostra tavola rotonda. Ci rivolgiamo ora ai dirigenti scolastici con una domanda molto diretta, che è la seguente: la scuola è oggi un luogo in cui si insegna anche a cercare la gioia? Cioè, la scuola riesce a favorire lo stato di benessere, di crescita sana e piena dei bambini e dei ragazzi, oppure c'è ancora qualcosa o più di qualcosa da fare in proposito? E di conseguenza a questa domanda: qual è l'evoluzione forse necessaria a cui va incontro la figura del dirigente scolastico e ancora di più quella dell'insegnante? Ecco, queste sono le domande che vogliamo rivolgere ai dirigenti. Per primo il dottor Lucchetta. Grazie per l'invito. Allora, le questioni che sono state poste sono tre. Vorrei partire dalla seconda. Voi chiedete: la scuola riesce a favorire lo stato di benessere, di crescita sana e piena dei bambini e dei ragazzi? La risposta è sì. Certo che sì. La scuola, che cosa vuol dire la scuola? La scuola vuol dire la comunità scolastica, tutti coloro che vivono in questo luogo, ognuno con i propri ruoli, per aiutare i ragazzi ad essere introdotti dentro la vita. E quindi non solo la comunità scolastica favorisce, ma contribuisce fattivamente a realizzare questo compito. Si protende a questo. Sostiene l'inizio dell'apertura alla vita che un giovane realizza. E proprio perché è questo, allora i ragazzi, i docenti, i collaboratori scolastici stanno bene a scuola. E che questo sia vero, ne abbiamo avuto in questi anni una prova evidente, ovvero sia quando la scuola è venuta meno per le note ragioni di carattere emergenziale. Lo abbiamo visto in negativo, alcuni relatori hanno sottolineato questo, e noi, i docenti, se ne sono resi, le famiglie se ne sono rese conto con mano di quanto prezioso sia la comunità scolastica. E voi, parlando di crescita, utilizzate due termini, sana e piena. Secondo me vale la pena soffermarsi su questi due aggettivi, perché dire sana, parlare di sanità, vuol dire parlare di normalità, e il concetto di normalità richiama quello di norma. Quindi quando è che possiamo dire che c'è una crescita sana? Quando quando degli uomini percepiscono che c'è una legge, un tempo si parlava di legge naturale, che orienta la crescita. Credo che questo sia anche un punto critico. Perché? Perché della norma dello stare bene, di che cosa voglia dire stare bene, si possono avere concezioni diverse. Da una questione molto più banale come l'alimentazione, per arrivare ad esempio al problema concreto dell'uso sì o no della mascherina, dal problema molto più grave della libertà. La scuola deve porsi quindi come obiettivo quello di essere un luogo
in cui in relazione a che cosa sia la norma, le norme, ci si confronti realmente, non ci si confronti in superficie, ma si scende in profondità. Poi c'è un secondo aggettivo che avete utilizzato, è quello di piena. E la pienezza indica il grado di soddisfacimento. Allora, nelle azioni di verifica di una scuola sovente compare ed è emergente il riferimento al grado di soddisfazione. Ad esempio, quando alcuni anni fa si è istituito il Servizio Nazionale di Valutazione, o quando, ad esempio, nel campo dell'inclusione si realizzano delle azioni, molto spesso si utilizza e si monitora il grado di soddisfazione. Ecco, questo è importante, è un accenno interessante, potremmo dire che anche può essere limitante, perché può rimandare alla prospettiva dello studente come di un consumatore, più di una persona che appartiene ad una comunità scolastica, ad una comunità, uso un termine che ogni tanto utilizzo, ad una comunità di destino. Cosa vuol dire destino? Vuol dire che al di là di quel che si impara, italiano, storia, al di là di quel che si impara, occorre che si potenzi, che sia presente nella coscienza di ciascuno, che siamo orientati verso un comune destino, che è da scoprire. E allora, da questo punto di vista, se c'è molto da fare, certo, direi che è un percorso che non conosce soste. E poi credo anche che sia un problema aperto di riflessione come noi intendiamo parlare di soddisfazione. In che termini intendiamo parlare di soddisfazione? La terza domanda verte sul profilo del dirigente e del docente, no? Voi dite qual è l'evoluzione forse necessaria a cui queste due figure vanno incontro. Chiaramente è una tematica amplissima, quindi io mi limito a qualche accenno e da un certo punto di vista anche accomuno la figura del dirigente e del docente. Normalmente i dirigenti sorgono prima anche per curriculum, per percorso, dal percorso di docente. Mi pare che il termine evoluzione non sia un termine adeguato. Utilizzerei il termine cambiamento. Perché modifico questo termine? Perché evoluzione in qualche modo suggerisce l'idea che si vada verso una certa direzione, che sia naturale andare in quella direzione, mentre non è affatto vero che certe direzioni siano automatiche né che siano spontanee. A volte si utilizza il termine evoluzione per indicare processi di cui non vi è consapevolezza soggettiva, il soggetto non ne ha fino in fondo consapevolezza, o di cui il singolo ignora le cause. Mentre invece preferisco il termine cambiamento perché il cambiamento è frutto di una scelta, a cominciare da quella del legislatore. Il legislatore fa delle scelte, opera delle scelte. Certo, ci sono scelte condizionate, scelte limitate, però ci sono. Però il passaggio della libertà è inevitabile. Questo è importante essere consapevoli, perché nel campo dell'agire umano ineliminabile è la libertà della persona e della comunità. Quindi il passaggio, diciamo, quindi se vogliamo parlare di cambiamento, allora io sottolineerei due aspetti, naturalmente brevemente. Da un lato l'aspetto normativo, cioè come il legislatore pensa o si ritrova a dover pensare ai mutamenti all'interno della scuola e quindi nello specifico nella figura del dirigente. Allora io ho scoperto nella mia professione, iniziata una decina d'anni fa, che la complessità è realmente una dimensione costante e in aumento. Il dirigente si trova a dover lavorare su diversi fronti e direi anche che come figura è
è un punto di intersezione particolare di istanze, esigenze e mondi differenti. E questo è un aspetto naturalmente molto impegnativo, molto oneroso, ma che offre un punto di vista veramente particolare nella professione. C'è un secondo punto di vista che voglio sottolineare ed è la forza dei fatti. E sono i fatti che modificano la scuola. Ci sono dei fatti che in qualche modo di cui noi dobbiamo tener conto. Prima l'assessore Caldarte ne ha accennato a qualcuno, li voglio ripetere alcuni. Per me il fatto che più impatta sul mondo della scuola è l'individualismo crescente, e l'individualismo porta ad una disgregazione del tessuto comunitario, e la scuola è un tessuto comunitario, no? Secondo, la modifica che si realizza nell'idea di famiglia, nella pluralità di idee di famiglia, di concezione sull'educazione. Il fenomeno della denatalità, che non va pensato solo come un fatto statistico, ma che deve essere pensato anche da un punto di vista culturale. Da questo punto di vista l'incontro che abbiamo avuto con la dottoressa Sanese ha portato degli accenni veramente interessanti di approfondimento. La pandemia, pensiamo come il mondo della scuola è stato modificato dall'emergenza sanitaria, l'insicurezza sociale che molto spesso si percepisce. Allora tutti questi fatti costringono il mondo della scuola a cambiare e ad aprire una riflessione su di sé. E sia i dirigenti ma soprattutto i docenti devono essere consapevoli del ruolo che stanno giocando e della decisività di come si pongono. Per questo, a mio parere, credo che sia fondamentale che anche in queste professioni ci sia sempre più spazio per una riflessione su di sé, su come uno lavora. E proprio pensando a questo, nell'istituto che dirigo, anzi negli istituti che dirigo, ho chiesto ai docenti di lavorare sul tema dell'identità, che chi vive il mondo della scuola sa bene essere al centro dell'autonomia scolastica. Naturalmente questi fattori di cambiamento, di modifica, incidono anche sulle istanze che devono essere poste al mondo della politica. Qui c'è un tavolo in cui ci sono dei politici. E io credo, senza volermi dilungare troppo, che debba essere realmente ripensato il tema dell'autonomia scolastica. Deve essere ripensato se vogliamo arrivare all'offerta di un servizio che non conosca le disfunzionalità che costantemente abbiamo. Pensiamo ad esempio al problema concreto, il problema dell'inizio dell'organico. Per quanto il Ministero abbia voluto e cercato di migliorare, di risolvere questo problema, costantemente si ripresenta. Ecco, credo che sia necessario ripensare a queste tematiche in modo serio e più diciamo con un orizzonte di maggior prospettiva, con un pensiero sulla scuola più profondo. E per i docenti molte delle considerazioni che ho svolto valgono anche per i docenti, evidentemente. E io qui voglio dire un mio pensiero nell'esperienza quotidiana è che il cuore della scuola italiana è la presenza di docenti che amano il loro lavoro e che comprendono nobilmente che non è una professione, non è una professione impiegatizia, un po' rutinaria, ma presenta e contiene in sé un valore aggiunto derivato proprio dall'impegno di contribuire a costruire delle persone. Non a caso, paradossalmente, è stato ripristinato dal lessico anglosassone il termine mission. In qualche modo il lavoro di un insegnante è una missione. Ecco, contro questo lavoro nobile ci sono, per così dire, dei nemici. Solo li elenco: il cinismo, lo scetticismo, il relativismo
e potremmo dire anche la depressione, quella non specifica ma quella in qualche modo culturale. Ultima domanda. La scuola è oggi un luogo in cui si insegna anche a cercare la gioia? Questa è una parola molto bella e molto impegnativa, e anzi sono contento che abbiate immesso dentro un dialogo una parola del genere. Mi pare una prima considerazione che la gioia non si insegna. Io posso insegnare una competenza, posso insegnare l'arte, posso insegnare l'astronomia, no? Ma la gioia è l'emergere visibile, sensibile, contagiante di un'esperienza di soddisfazione che non conosce ombre, anche nella consapevolezza dell'eventualità di accadimenti tragici nella storia, come purtroppo abbiamo avuto modo di toccare con mano. Quindi la scuola, che sia un luogo in cui si insegna a cercare la gioia, significa che ci sono degli adulti che vivono un'esperienza di vita che ha resistito all'urto di questi 4 nemici, potremmo dire, e quindi è un compito, una partita che spetta a ciascuno di noi. Ieri, dialogando con un gruppo di insegnanti che si apprestano ad entrare in ruolo, ho detto loro: siate consapevoli che la scuola inizia da te, parte da che coscienza hai tu della scuola, del far scuola. E questo, quindi la gioia può essere solo fonte di una testimonianza di chiunque vive un'esperienza intensa, come talvolta capita di vivere, di vedere anche nelle scuole di cui ho l'onore di dirigere. Grazie dirigente Locchetta. La parola alla dottoressa Donatella Di Paolo, dirigente dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto I. Il festival quest'anno ci ha dato molti spunti di riflessione. Parlando di gioia, io sono stata accolta in ingresso da 2 ragazzi che facevano accoglienza e mi hanno accolto con un sorriso e io li ringrazio perché mi hanno fatto capire che stavano bene oggi qui. Abbiamo parlato con Govoni e ha descritto la sua esperienza scolastica, un'esperienza scolastica difficile, segnata dalla bocciatura. Ha descritto una scuola in cui si annoiava, la scuola che in alcuni momenti non lo ha compreso e alcune volte lo ha umiliato. Un ritratto della nostra scuola simile a quello l'ho incontrato io in Recalcati quando ho letto il suo libro. Recalcati apre il suo saggio con un ritratto un po' desolato della scuola. Lo leggo un attimo perché mi servirà da spunto. La scuola non ispira, non conta più nulla, arranca, è povera, marginalizzata. I suoi edifici crollano, i suoi insegnanti sono umiliati, frustrati, scherniti. I suoi alunni non studiano, sono distratti, difesi dalle loro famiglie. Ecco, forse sono proprio questi gli elementi da cui ripartire. Gli edifici, gli insegnanti, gli alunni che sono qui, le famiglie. Quello che Recalcati ci indica ce lo ha indicato anche Govoni quando ha fatto il suo intervento. Riguardo agli edifici, Govoni ci ha detto che la scuola deve essere una casa, deve essere bella, il ragazzo deve stare bene, deve sentirsi bene a scuola. Io sono d'accordo con questo. A ragione il vero, il Ministero si è dedicato molto all'ambiente di apprendimento. Le indicazioni nazionali per il curricolo sono del 2012 e parlano di ambiente di apprendimento in questi termini. Abbiamo avuto le indicazioni nazionali nuovi scenari del 2018,
Adesso abbiamo il piano scuola 4.0, la trasformazione digitale della nostra scuola. Questa trasformazione prevede che le aule tradizionali diventino ambienti innovativi. Gli spazi dovranno essere completamente ripensati, modulari, flessibili, dotazioni di arredi particolari. Quindi in un certo senso il Ministero ha pensato a questo e ha investito su questo. La rimodulazione degli arredi ha portato e porterà sicuramente, e lo spero, ad una revisione anche delle metodologie didattiche che è già in atto nelle nostre scuole, nelle quali bisogna mettere sempre al centro il ragazzo e l'alunno. L'altro elemento sono gli insegnanti. Govoni ha ammesso di aver licenziato molti di loro perché, pur conoscendo i contenuti, quindi della disciplina, non sapevano trasmetterli con gioia, non sapevano trasmetterli con emozione, con passione. Anche se devo dire che nelle nostre scuole ci sono tantissimi insegnanti appassionati e che pensano sempre alla scuola, anche quando sono fuori scuola. Gli alunni che sono qui con noi hanno alcune volte un basso livello di soddisfazione, forse, un po' di noia, alcune volte anche un livello di ansia elevato. E poi le famiglie, che sono in questo momento iperprotettive, alcune alleate con la scuola, altre meno. Vicari e anche Maggi ci hanno ricordato come noi adulti dobbiamo riprenderci la nostra genitorialità e cominciare a dare anche delle regole precise ai nostri ragazzi. E poi c'è la politica che deve fare sistema, deve unire tutte queste cose che abbiamo detto, anche in un'ottica, come diceva l'assessore, giustamente, di una prevenzione legata proprio e che può fare la politica. E allora chi può fare la differenza in tutto questo? Ecco, secondo me, oltre agli studenti che devono aiutarci, la differenza la possono fare gli insegnanti, o perlomeno dobbiamo partire da loro, e quindi magari un nuovo reclutamento. Ma perché? Perché ce lo hanno raccontato. Basta incontrare un insegnante in tutta la carriera che sia in grado di essere un vero maestro per cambiare le cose ad un alunno. Recalcati, per esempio, ha avuto la fortuna di avere Giulia, una professoressa di lettere. Galiano ha avuto una sua professoressa e ci ha raccontato della maestra di Steve Jobs, che gli ha cambiato la vita. E Niccolò Govoni ha incontrato Nicoletta. Che ha fatto nascere in lui quella scintilla che lo ha trasformato da uomo contro la scuola a uomo per l'educazione, quindi per la scuola. Quindi insegnanti capaci di trasferire non solo conoscenze, competenze, abilità, certo, ma insegnanti che fanno emergere il talento dei nostri alunni, il loro potenziale. E come devono fare? Ci hanno detto, attraverso le emozioni. Non soltanto attraverso le discipline, ma non emozioni o non soltanto emozioni di ansia o di dolore, ma emozioni di gioia e di felicità, quelle che la Lucangeli ha definito del cerca ancora e che spingeranno sicuramente i nostri ragazzi a cercare ancora l'apprendimento, perché legato al piacere, ad una gioia, ad una passione e ad una soddisfazione personale.
Quindi dagli insegnanti si potrebbe cominciare, dandogli la giusta attenzione, il giusto riconoscimento sociale, il giusto riconoscimento economico. Grazie mille, dirigente Donatella Di Paolo. La prossima domanda è per la dottoressa Laura Donà, che è collegata con noi. Chiedo alla regia di darci conferma, perfetto. Eccola qui. Ecco, la domanda è la seguente. Negli anni stanno venendo a mancare progressivamente molti punti di riferimento territoriali che fungevano da confronto e da supporto educativo. Oggi la scuola rappresenta forse il canale privilegiato per parlare ai giovani e alle famiglie. Si rischia però molto spesso di sovraccaricare la scuola e gli insegnanti demandando a loro completamente il compito educativo. Allora la domanda è: quali strumenti si potrebbero attivare per supportare la scuola in questo delicato compito che le riserva il futuro? Si potrebbe cominciare a ipotizzare la presenza anche di altre figure professionali di supporto? Si potrebbe cominciare a ragionare sull'attivazione di progetti in questo senso? Qual è la sua opinione in merito? Beh, allora intanto volevo prima portare il saluto della dottoressa Carmela Palumbo, che è il direttore generale e che avete invitato e che per il secondo anno mi ha chiesto di partecipare, quindi così desideravo insomma far presente a tutte le persone che seguono a distanza e in presenza che io sono qui a rappresentare il Ministero dell'Istruzione nel nostro ufficio governativo a Mestre. A parte questo aspetto istituzionale, la questione che mi pone è una questione complessa. Perché è una questione complessa? Perché sempre di più oggi nel 2022, e noi stiamo ragionando, pensando al 2030-2040, perché i bambini che entrano piccoli nel sistema 0-6 e quelli che abbiamo adesso nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, saranno adulti fra 20 anni. Quindi noi ragioniamo già pensando a lunga gittata e sicuramente a lunga gittata la scuola è un'agenzia. È un'agenzia importante proprio per il tema che voi avete trattato in questa settimana molto intensa, e ho sentito con tantissime riflessioni, contributi che gli interventi che mi hanno preceduta hanno sintetizzato. E quindi sicuramente la scuola non è l'unico luogo che educa. Diciamo che però è il luogo privilegiato dell'educazione, anche se ha l'accentuazione, per come anche riportava l'assessore Caldart, sull'istruzione più che sull'educazione, ma senza educazione non c'è istruzione e viceversa. Qui potremmo fare un'altra settimana, no, sul rapporto educazione-istruzione. Sempre di più, quindi, per esempio, alcune professionalità sono state introdotte nelle scuole a partire dal secondo grado e a scalare nel primo. La prima figura professionale che sta entrando e che è già entrata dagli anni 2000 è la figura dello psicologo. La pandemia ha generato fortunatamente dei finanziamenti che sono stati dati per la prima volta pari a 4.000 euro, non tantissimi, ma comunque 4.000 euro annui per la prima volta a tutte le scuole, per poterli impiegare e per la sicurezza e per servizi psicologici. Prima, i dirigenti lo sanno bene, potevano costruire percorsi per gli psicologi o sportelli ascolto e così via solo con i fondi dei comuni. Per la prima volta si sono trovati loro a fare dei bandi e a, come dire, essere committenti diretti proprio per degli interventi, chiamiamoli perequativi, fondamentali in questa situazione della pandemia, che ne avrete già parlato in questa settimana di focalizzazione sulla educhiamoci e che gioia, no? Perché la pandemia, come la guerra, abbiamo delle ricerche recentissime fatte a Milano dall'Istat e dalla Commissione Nazionale Infanzia e Adolescenza, che ci dicono
che la pandemia ci ha portato a tutti tristezza, a tutti ansia e ci ha allontanato dalla gioia. Quindi sicuramente riprendere un discorso sulla gioia anche attraverso figure esterne come lo psicologo in questo caso può essere un altro, come dire, un appoggio. Ma non solo lo psicologo, anche gli educatori, anche i pedagogisti che sono costituiti in associazioni, anche gli esperti di progetti. Noi abbiamo scuole che fanno, e mi rivolgo in questo momento a scuole in generale, senza nulla togliere all'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 1 e Vittorio Veneto 2, che in parte conosco, come dire, approcciano a dei progetti e spesso attraverso i progetti chiamano degli esperti. Per esempio anche professionisti, registi, attori, scienziati, cioè figure esterne che portano gioia nella didattica, nel senso che queste figure sono sganciate dalla valutazione di profitto, che di fatto è un aspetto che talvolta può generare meno gioia nei ragazzi e nelle ragazze, e invece recuperano entusiasmo, che è uno degli ingredienti, direbbero i neuropsichiatri infantili, dell'istinto epistemofilico che sta alla base della curiosità, della conoscenza, e che si collega anche all'espressione della gioia, perché io quando imparo una cosa nuova, questo anche per noi adulti, vero credo, e ci si illumina, cioè abbiamo uno piccolo stato d'animo che ci rallegra, quindi ci fa avvicinare a una piccola esperienza di gioia. Quindi cosa fa la scuola in questo caso qui? È sicuramente quello di poter utilizzare al meglio le risorse che ha, che non erano tantissime, adesso attraverso il PNRR lo sono maggiormente, anche se il PNRR indirizza i finanziamenti ad alcune attività, per poter farsi sorreggere sugli aspetti più complessi, che sono quelli di conoscere le specificità dei bambini, dei ragazzi, delle ragazze, perché noi a scuola abbiamo un compito che ha richiamato la dottoressa Donatella Di Paolo poco fa e anche in parte il dirigente Lucchetta, cioè è quello di intercettare le caratteristiche di ogni bambino, di ogni bambina, cercando che l'esperienza a scuola sia un'esperienza bella. Ecco, non necessariamente di gioia sfrenata, perché di fatto l'ambiente della scuola è un ambiente anche impegnativo, cioè imparare costa fatica, non è solo un'esperienza di gioia. Il problema è generare degli ambienti appunto di apprendimento sani, che prevedano anche dei momenti felici e che possano garantire successo e sorriso quando si apprende. Ecco, quindi tutta questa messe di figure che possono entrare vuoi per finanziamenti, vuoi per progettualità, sono una ricchezza che la scuola deve, non può, deve attivare, e l'autonomia che le scuole hanno va in questa direzione tutto sommato. Aggiungo un'ultima cosa, anche per non dilungarmi eccessivamente. Noi come ufficio scolastico regionale facciamo un grosso lavoro dal nostro punto di vista, che è quello di far incontrare i dirigenti, in particolare e le scuole, a iniziative che troviamo di particolare rilevanza, proprio per sostenere progettualità che possano andare su questa linea, che è anche legata al cambiamento e all'innovazione della didattica d'aula, perché è triste che persone che si sono succedute lì e che sono testimonial importanti, sono stati anche citati da Recalcati alle altre persone, parlino della loro esperienza di scuola negativamente, perché questo ci mostra, no, come invece la scuola spesso, nella media dei casi, è un ambiente sano che porta fuori molte situazioni di difficoltà, e noi diciamo serve di più alle classi meno abbienti, nonostante tutto, e ai soggetti che nell'ambiente familiare o nel loro ambiente di vicinato hanno poche occasioni di gioia, hanno poche occasioni in cui si accende la lampadina per dire cresco e imparo una cosa nuova. Ecco, quindi questa è una sfida che noi abbiamo quotidianamente e sulla quale investiamo attraverso la formazione, attraverso le progettualità e anche l'individuazione di persone che possano accompagnare i ragazzi, le ragazze e le famiglie
a vivere l'esperienza della scuola come un'esperienza positiva. Concludo con un'ultima osservazione, perché l'ho citata. La scuola con la valutazione può diventare occasione di gioia ma anche occasione di frustrazione, soprattutto, no, se io ho una valutazione costantemente negativa. Ecco, noi stiamo facendo un grosso lavoro, i dirigenti lo possono confermare, perché i docenti imparino a valutare bene e a valutare in senso formativo, cioè tirando fuori il meglio di ogni soggetto e facendo vedere nelle difficoltà di apprendimento quali sono i progressi fatti e quali mancano, non tu non vali niente. E su questa materia sicuramente un'alleanza scuola-famiglia è particolarmente rilevante in questo periodo di crisi legata alla post-pandemia che ancora tutti noi abbiamo dentro, alla guerra, perché anche la guerra ci ha ulteriormente resi tristi, e all'emergenza energetica che ci sta mettendo ansia, tant'è vero che l'ultima ricerca che abbiamo fatta su giovani della fascia che va dai 14 ai 18 anni, dicono tutti di essere preoccupati perché vedono i genitori preoccupati dalla guerra e dalla paura di non farcela. Quindi ecco, e noi come scuola abbiamo questa bellezza, intercettiamo il sentire della nostra comunità in tutti i sensi e quindi sicuramente queste figure ci possono aiutare. Forse mi sono dilungata e chiedo scusa. No, assolutamente, la ringraziamo, dottoressa Donà. Passiamo ora la parola alla Presidente Sonia Brescacin. La domanda per lei è la seguente. Lei è Presidente della Commissione regionale Sanità e Sociale. Dai dati che raccogliete in tutto il Veneto, voi avete certamente uno sguardo d'insieme su come stanno le persone e soprattutto le nuove generazioni. Allora vorremmo che lei ci aiutasse a comprendere un po' lo stato di salute della popolazione giovanile della nostra regione e soprattutto in base a questa lettura che lei ci aiutasse a comprendere quali sono oggi le politiche di prevenzione, che cosa si sta facendo ma anche che cosa è opportuno fare. E l'ultimo stimolo per lei è se questo tipo di iniziative come il Festival Educhiamoci possano aiutare oggettivamente la politica ad attivare le azioni future di prevenzione e di supporto, soprattutto di prevenzione. Partirei dalla fine perché penso che le giornate per l'educazione siano un'opportunità straordinaria per primo ascoltarsi, per confrontarsi e per condividere delle visioni e delle idee per l'educazione. Mi sono chiesta per l'educazione di chi? Beh, innanzitutto per l'educazione di tutti, di noi stessi, una sorta di formazione continua come abbiamo imparato a fare e a conoscere nell'ambito dei percorsi professionali, ma poi anche e soprattutto per accompagnare nell'educazione gli altri, in particolar modo i bambini, gli adolescenti ed i ragazzi. E abbiamo ascoltato delle agenzie educative importantissime che sono qui rappresentate dal mondo della scuola e dal mondo del Ministero dell'Istruzione e chiamo in soccorso la Costituzione, l'avete citata voi prima, per la parte della solidarietà, però c'è anche l'articolo 30 della Costituzione che individua nella famiglia la prima agenzia educativa e quindi nel compito dei genitori di badare all'educazione dei propri figli. La famiglia lo sappiamo tutti bene che è molto cambiata, mentre magari moltissimi anni fa era più un punto di riferimento educativo per le varie generazioni. Nei nostri anni le caratteristiche delle famiglie si sono modificate, si sono rimpicciolite e quindi a mio avviso anche la politica e tutti quanti assieme, perché assieme alla scuola ci sono tantissime altre agenzie educative, penso alle parrocchie, alle associazioni sportive, culturali, sociali, ma nel momento in cui il ragazzo arriva a scuola l'impostazione culturale di fatto si è già formata. Poi è importante che ci siano scuole sensibili come gli interventi che abbiamo appena sentito, perché significa anche affrontare e accogliere i ragazzi nel miglior modo possibile e portarli su percorsi di qualità. Le famiglie io penso che vanno sostenute, siamo tutti assieme, siamo in un'unica rete.
e quindi l'educazione viene portata avanti assieme. C'è un aspetto molto importante negli ultimi anni, anche il tema della famiglia, quindi collegato col tema dei giovani, dei bambini, dei ragazzi e quindi dell'educazione, si è molto attualizzata sia a livelli regionali, come nel caso della nostra regione nel 2020 abbiamo approvato una legge per la famiglia e per la natalità, sia anche a livello nazionale con il Family Act e anche con altre previsioni. Allora io credo che accanto a aspetti di tipo di sostegno, che possono essere economico, di conciliazione famiglia-lavoro, e ad aspetti dei servizi che richiamava molto bene prima l'assessore Caldar, c'è anche un altro aspetto che è l'aspetto culturale, l'aspetto relazionale, quello esistenziale, su cui bisogna fare molto, che si collega anche al tema della prevenzione. Quindi vi sono certamente varie risposte da questo punto di vista e c'è molta contiguità di tutte le politiche verso questo obiettivo comune. Ecco, credo che uno sforzo ulteriore e ancora di più possa essere fatto proprio per sostenere i genitori nel rendersi sempre più consapevoli del proprio ruolo, nel aumentare le proprie competenze, la capacità, la consapevolezza, le proprie competenze di essere genitori e quindi di accompagnare lo sviluppo del proprio bimbo, della propria bimba, lo sviluppo cognitivo e lo sviluppo relazionale. Io lo collego ancora alla fase precedente, alla fase ancora del concepimento. Vi è molta produzione scientifica sulla positività proprio dell'educazione prenatale e anche nei primi anni di vita, quando poi vengono accompagnati verso il mondo della scuola e poi agli insegnanti e dirigenti continuare a farli crescere. Penso su questo questo è la fase proprio della prevenzione, perché permette ai genitori di vivere molto bene o meglio il proprio percorso di avvio alla genitorialità e di far crescere e far star meglio già il bimbo già dalla fase del concepimento e quindi assumere un approccio alla vita più di qualità. Sul tema delle politiche io penso si sta andando anche verso delle politiche noi che facciamo a livello regionale verso una sinergia. Prima si richiamavano tutti i vari aspetti, tutti i vari referati. Ci sono nuove opportunità che vengono avanti perché con il Fondo Sociale Europeo che è stato approvato lo scorso anno per il prossimo settennio 2021 e 2027 per la prima volta si dà uno spazio molto importante al tema dell'inclusione sociale e non più soltanto al tema del lavoro, con un'attenzione molto particolare. Abbiamo noi tra l'altro dedicato una percentuale di risorse maggiori rispetto a quella che era prevista a livello nazionale, proprio per l'attenzione particolare. E su questo secondo me, per quanto può essere anche di interesse di queste giornate per dare degli spunti di sviluppo, l'attenzione sarà data molto da un lato a fare formazione multidisciplinare per creare un linguaggio comune tra tutte le agenzie che lavorano con i ragazzi, penso ai comuni, penso alle UIS, penso alle scuole e quindi una condivisione proprio di un linguaggio comune. E un altro lavoro su cui a breve partiremo sarà proprio dedicato anche al tema della povertà educativa, quindi per andare a intercettare quella parte di popolazione che ha bisogno di sostegni maggiori con delle innovazioni anche che si stanno ormai delineando a livello regionale, che è anche quello del family coaching, di nuove figure che vanno oltre l'educativa domiciliare che conosciamo e a cui siamo abituati e dedicate a famiglie
con particolari difficoltà, proprio per accompagnarle a tutto tondo in quelle che possono essere le loro esigenze, e quindi un accompagnamento anche dell'educazione dei loro figli. Questo è essenzialmente quello che facciamo, quindi sicuramente c'è molta attenzione su questo, e penso che la prevenzione sia uno degli aspetti su cui lavoriamo di più. Anch'io esco da un'esperienza di un comune e sappiamo bene che quando realizziamo una nuova linea di illuminazione si vede subito. Quando si fa prevenzione, si fa quel che magari si vede meno, si riesce a, sembra che magari non si fa, invece si fa, si costruisce e poi si dà la qualità per gli anni futuri. Quindi penso che da questo punto di vista anche esperienze come le vostre con grande scientificità, io ho ascoltato alcuni degli interventi delle scorse giornate, vi faccio i complimenti, ecco, possono essere un grande motore. La famiglia e quindi i bambini non sono soltanto coloro che devono e che chiedono dei servizi al welfare sociale, ma devono essere quella cellula che è alle basi della nostra comunità, e diventano essi stessi generatori di inclusione sociale. Questo per me è un po' il focus. Grazie Presidente. Abbiamo un'altra domanda sempre per lei, perché spesso le risorse ci sono per fare prevenzione o fare cura o intervenire sulle questioni quando ormai in termini evolutivi si sono già sviluppate le difficoltà, i problemi, i fenomeni, quindi parliamo degli adolescenti, dei giovani eccetera. Ma la domanda è, ci sono le possibilità per attivare meccanismi di prevenzione fin dall'infanzia? Ci sono non solo le possibilità nelle intenzioni, ma anche proprio economiche. Sì, allora noi abbiamo un piano della famiglia approvato a metà del 2020, abbiamo recentissimamente approvato il nuovo piano triennale perché vuole essere una legge di cornice, ma vuole anche essere una legge di stabilità che dia stabilità alla programmazione regionale, ma anche poi degli enti locali con gli ambiti territoriali sociali che hanno un ruolo importantissimo su questo. Stiamo lavorando proprio per migliorare quelli che sono i punti, i servizi già presenti, inserendo anche delle innovazioni. Penso anche agli aiuti per la riduzione delle rette di frequenza per asili e scuole materne che da sempre per noi sono collegate all'ISE, al parametro dell'ISE, che è un parametro più prettamente reddituale e patrimoniale. Stiamo sperimentando il fattore famiglia con l'Università di Verona perché diventa un parametro più sociale, cioè più calato sulla specificità delle famiglie che possono avere una presenza anche per esempio di ragazzi disabili o di altre realtà, quindi più calata nel sociale. Poi su questo, quello che vi dicevo, abbiamo approvato un ordine del giorno che avevo presentato io proprio sull'educazione prenatale, quindi sulla fase ancora precedente, che vede un po' quell'aspetto che vi ho declinato prima, collegato anche ai primi anni di vita, in una forma di forte alleanza tra insegnanti, educatori e genitori e famiglia. E su questo ci colleghiamo anche col nuovo Fondo Sociale Europeo, che inizierà le battute iniziali perché ha avuto i passaggi formali di approvazioni regionali, statali e europee, e da questo autunno, adesso nel prossimo autunno-inverno, partiranno le prime risorse, sono stanziamenti importanti che non avevamo mai visto per l'inclusione sociale, e quindi questo penso che darà una buona possibilità, sapendo che è importante, dobbiamo essere coerenti, ci hanno detto i ragazzi, vero, negli altri incontri. Ecco, la coerenza è fatta anche di un altro sforzo in più che dobbiamo fare per parlare tutti lo stesso linguaggio, sia essa la regione, sia esse i comuni, siano esse le scuole, sia esse le aziende sanitarie, no? E quindi anche su questo noi siamo molto concentrati, e quindi un modo per leggere assieme, condividere assieme una lettura reale, coerente di quella che è la realtà, in questo caso delle famiglie e dei ragazzi, e poi di andare tutti assieme
in modo unitario, ecco, individuare la strada assieme per questo. Coinvolgeremo tantissime figure, sia mediche, sia sociali, sia educative su questo, e quindi io penso che c'è materia, humus fertile, ecco, su cui lavorare. Grazie Presidente. Un'ultima domanda la rivolgiamo nuovamente alla dottoressa Donà e si riallaccia all'apertura dell'assessore Caldart, perché riprende questa osservazione che è stata fatta all'inizio dell'incontro, cioè nel campo dell'educazione manca di fatto un organo di riferimento, cioè l'educazione sta spesso a metà o si sovrappone ad altri ambiti, quelli che chiamiamo politiche scolastiche, politiche sociali, eccetera. Può essere ora di cominciare anche a ragionare in un altro modo, prevedere un soggetto di riferimento per l'educazione, cioè un soggetto che accolga spunti offerti anche da occasioni come quelle del nostro festival Educhiamoci e che si occupi in futuro di prevedere linee guida per attivare azioni mirate in campo educativo, prettamente educativo. È una possibilità questa? Ci sono delle ipotesi in proposito? Allora, ipotesi in proposito non ce ne sono al momento, però siamo all'inizio di una legislatura nuova, quindi potrebbe anche essere che magari questi spunti possano, no, essere recuperati, considerato che in sala, ho capito, ci sono delle persone che si occupano di politica, abbiamo sentito parlare Sonia Brescacin, abbiamo visto collegato un onorevole, no? Nella realtà noi in Italia abbiamo il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, che in questa legislatura sono spacchettati, tant'è che noi siamo MI e MUR. E abbiamo poi anche, come ricordava l'assessore Caldart, abbiamo in Regione Veneto l'assessorato istruzione e formazione e l'assessorato sanità e welfare che si occupa dello 06. In altri paesi europei abbiamo l'Educational Ministry, cioè il Ministero dell'Educazione, che ha al proprio interno tutti i segmenti che vanno da 0 fino all'educazione degli adulti. Questa è una scelta che fa uno Stato. Okay, quindi non è una cosa così semplice trasformare la struttura ordinamentale e istituzionale che abbiamo, perché noi abbiamo una legge che ha stabilito quali siano i ministeri e quando vengono spacchettati o riaccorpati bisogna rifare una legge, quindi non è una cosa così semplice, però sicuramente possiamo dire questo, che i paesi che sono normalmente i paesi del nord Europa, sinceramente, che hanno i ministeri dell'educazione, per esempio, hanno già raggiunto il benchmark del 33% di strutture 0-3. Cioè hanno più facilità ad organizzare i servizi 03, che vi ricordo sono i nidi, ma i servizi integrativi per l'infanzia, perché hanno una politica di gestione comune. Noi invece il sistema 06, mi fregio di essere un po'... non oso dire esperta, però compongo il gruppo, la commissione nazionale sullo 06 e ho contribuito a scrivere le linee pedagogiche e gli orientamenti nazionali per lo 03, quindi voglio dire, credo di avere un po' di mani in pasta su questo tema per permettermi di dire ciò. Ecco, quello che stavo dicendo è che abbiamo il sistema più complesso, perché lo 03 è di competenza esclusiva delle regioni, per come è impostata da noi oggi la struttura, con la differenza che il 3-6, cioè le scuole dell'infanzia, sono all'interno del Ministero dell'Istruzione, mentre i nidi, i servizi integrativi per l'infanzia, sono di competenza esclusiva delle regioni. Questa differenziazione dà luogo a una serie di necessità ogni volta che si legifera in materia, quindi occorre passare dall'accordo Stato-Regioni, occorre che lo Stato si occupi degli aspetti di indirizzo generale e che lasci alle regioni invece le legislazioni specifiche, però possiamo dire che il decreto legislativo 65 del 2017, applicativo della legge della buona scuola, ha dato in mano al Ministero dell'Istruzione il compito di occuparsi di linee educative per la fascia 06
E questa è una novità importante, tant'è vero che volevo, indipendentemente dalla domanda che mi ha fatto, e la domanda me lo stimola, inviterei tutte le persone che ci stanno ascoltando a dare un'occhiata alle linee pedagogiche 06. Io invito anche i professori delle scuole secondarie di secondo grado a farlo, e soprattutto le famiglie insieme agli educatori e agli insegnanti di qualsiasi ordine e grado, perché c'è una parte, oltre che delle pagine meravigliose sul concetto di educazione e su come accogliere i bambini e le bambine piccole secondo la logica di garantire il successo per le future generazioni, perché è lì che si gioca la parte più importante di cambiamento dei soggetti. C'è tutta una parte legata alle posture che possono essere, alle posture educative che possono essere comuni tra educatori, docenti e genitori. E queste posture ve le leggo solo come titoletto: un adulto in ascolto. Sappiate che l'ascolto, lo sappiamo già, ma io lo sottolineo, è la dimensione che gli adolescenti chiedono maggiormente agli psicologi e agli educatori. Ascoltami, ascoltami in maniera, come potrei dire, neutra, senza giudicarmi, lasciami parlare. No? E i bambini idem con patate. In fondo anche noi adulti abbiamo la necessità di essere ascoltati, perché solo così ci sentiamo accolti, e se siamo ascoltati e accolti forse qualcosa, no, riusciamo anche a combinare. Quindi un adulto in ascolto, un adulto accogliente, un adulto incoraggiante, un adulto regista, un adulto responsabile, un adulto partecipe. Se voi andate a leggervi le linee pedagogiche, trovate anche la declaratoria, cioè un ragionamento argomentato su queste posture che possono essere, a mio parere, quasi una base per le vostre linee guida sul Che Gioia, perché le abbiamo pensate nel gruppo nazionale 06 che compone il meglio, posso dire, esclusa me, sinceramente, il meglio del mondo della pedagogia attuale. E tra l'altro queste posture le aveva diciamo un po' inventate, messe a punto Giancarlo Cerini, che sappiamo esserci mancato, e che è stato un ispettore che dell'educazione ha fatto il suo, diciamo, faro di riferimento. Quindi questo mio discorso vuole dire che la speranza c'è, che sicuramente questa sfida che l'assessore Caldart ha posto è una sfida interessante, potrebbe essere una bella cosa che diciamo la nuova legislatura si pone, perché dentro ad un concetto di educabilità ci sta la famiglia. Anch'io spero che il Ministero della Famiglia venga mantenuto, perché tra l'altro ci ha permesso come Ministero dell'Istruzione di lavorare in sinergia proprio sulla salute e sul benessere dei ragazzi e delle ragazze attraverso attività di ricerca e di studio che possano avere una ricaduta positiva per le scuole. L'ultima riflessione che faccio sulla sua domanda è anche questa, però. Occorre che la comunità, e per comunità intendo tutta la popolazione, giovane e vecchia, anche chi a scuola non ci va più, valorizzi il lavoro e il mestiere di chi lavora in educazione. Non che pensi che chi lavora in educazione, come chi lavora in sanità, è un lavoro solo di donne e quindi solo per questo ha, diciamo, ha valore disgiunto. Perché questo lo dico? Perché un paese sano si fregia ed è orgoglioso delle proprie professionalità e pretende che le professionalità siano di alto livello, non si accontenta delle mediocrità. E noi non possiamo più permetterci di avere persone che poi diventano importanti nella vita, grazie anche alla scuola, ma che ne hanno un ricordo di media negativo. E questo aspetto, guardate, è molto collegato al credito sociale che viene dato agli operatori che operano, e lo dico perché nel settore, per esempio 06, di cui parlava prima Sonia Brescaccin, che ho capito che anche lei si interessa, come nella fascia della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, non troviamo più insegnanti, ok? Perché non è una professione mal pagata, è sottopagata rispetto alla media europea, potrebbe essere pagata un po' di più, ma rispetto a tante altre professioni oggi non è una professione diciamo scadente. Ma se tu parli con dei giovani, anche maschi, e gli dici: ma perché non fai l'insegnante o l'educatore?
Ma perché mi pigliano in giro, ti rispondono. Ma come ti pigliano in giro? No? E guardate che da noi in Veneto è molto diffusa questa cosa. Allora, anche questa è una sfida, onestamente, perché invece i nostri bambini e le nostre bambine, futuri adolescenti, futuri giovani, futuri adulti e adulte, hanno bisogno dell'ascolto dei maschi e delle femmine, di stili cognitivi di insegnamento e di apprendimento comuni, cioè distinti, per poter identificarsi, trovare le loro strade, i loro interessi e appunto esprimere anche la gioia di stare in di stare al mondo, di conoscere il mondo, di abitarlo e di tirare fuori il meglio, e non invece di isolarsi, come è purtroppo in questo momento la fotografia che ne abbiamo degli adolescenti, di isolarsi per la paura e per l'ansia, oppure peggio di trasformare il disagio che è presente in attacco. Perché? Perché non ci si sente ascoltati. Da qui potremmo fare l'analisi sui comportamenti, diciamo così, afferibili adesso a quest'area delle baby gang, sulla quale c'è anche un eccesso diciamo, di esposizione mediatica, ma che sicuramente danno una risposta ad un disagio che non è quello di essere ascoltati e che è quello forse di rischiare di essere fuori dalla dimensione dell'educabilità. Ecco, come vedete mi sono accalorata perché è uno dei temi, questo, molto rilevante per la nostra società, non solo per la scuola. Grazie Laura Donà, anche per la passione. Laura Donà, coordinatore dei dirigenti tecnici dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, che ringraziamo quindi per aver fatto parte di questa nostra tavola rotonda, insieme a Sonia Brescacin, Presidente della Commissione Sanità e Sociale della Regione del Veneto. Buonasera a tutti e grazie. Grazie a lei Presidente. Grazie a Pier Eugenio Lucchetta, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II Andrea Zanzotto. Grazie a voi. Grazie a Donatella Di Paolo, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto I, che ci ha anche ospitati. Grazie, con piacere ospitati. Ringraziamo anche il Sindaco per averci dato un saluto iniziale e ringraziamo naturalmente l'assessore Antonella Caldarte, assessore alle politiche scolastiche, alla famiglia, alle pari opportunità e ai servizi sociali del Comune di Vittorio Veneto. Grazie Antonella Caldarte. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questa vivacità di pensiero. Grazie mille. Quindi il Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, vi ringrazia di cuore per aver seguito questo incontro. Vi invitiamo ai prossimi appuntamenti, sempre gratuiti, che trovate naturalmente sul nostro sito www.educhiamocivittorioveneto.it. I prossimi, di questa giornata, anzi il prossimo, perché sarà l'ultimo di questa lunga giornata, vi aspettiamo alle ore 20:30 con Daniele Novara, per un incontro dal titolo Nessuno escluso, che parlerà proprio di integrazione tra le agenzie educative per fare comunità educante. Vi ricordiamo inoltre alle ore 20 una storia con mamma e papà, la rubrica dedicata ai bambini e ai più piccoli e la rubrica esperienze a seguire. Con questo è tutto per il nostro incontro, per la nostra tavola rotonda in cui abbiamo cercato di fare il punto, proprio perché il nostro festival Educhiamoci non sia solamente una bella esperienza che si conclude con l'ultimo appuntamento, ma possa veramente generare pensieri e anche scelte per il futuro delle nostre comunità. Grazie a tutti per averci seguito e buona serata.